Buongiorno a tutti, l'escursione di oggi è dedicata ai nostri piccoli camminatori. Abbiamo deciso di visitare l'Aqua Trail, un vero e proprio percorso in montagna accessibile anche con i passeggini, con tanti giochi d'acqua, cascate, fontane, trampolini e molto altro ancora. Noi ci siamo arrivati lungo un percorso un po' impegnativo, ma molto divertente. Ma per i più piccini c'è la possibilità di arrivarci con la moderna Ovovia a Madrisca. Ma ora non perdiamo tempo e andiamo ad esplorarle insieme. Dopo aver lasciato l'auto nel comodo parcheggio, imbocchiamo subito il sentiero CAI 403. Dopo circa un'ora di camminata arriviamo a una delle diverse entrate del parco, sicuramente la più caratteristica, la riproduzione di una vecchia dogana dove storicamente vi era quella vera. Un percorso didattico, talmente divertente, che farà dimenticare ai più piccoli di aver camminato, giocando e divertendosi in un contesto naturalistico di rara bellezza. Noi poi, anime in pena, abbiamo deciso di proseguire fino a Rifugio Alma, circa un'oretta di cammino, dove, a sorpresa, abbiamo incontrato il gruppo di Candolini che gentilmente ci ha guidati fino alla località di Sunlight. Da lì, amici, con la loro auto, ci hanno riportato al parcheggio dove eravamo partiti. Adesso vi mandiamo la cartina tabacco e vi spieghiamo in modo dettagliato il giro che abbiamo fatto, quindi via alla cartina tabacco. Allora, adesso vi spieghiamo velocemente il giro che abbiamo fatto. Noi siamo partiti da Passo Paramollo e dopo il laghetto sulla sinistra abbiamo preso il sentiero 403. In caso non vogliate andare su a piedi c'è la possibilità di prendere la seggiovia, che è questa, o altrimenti in caso abbiate cane oppure passeggino la cabinovia, che è questa. Allora, percorriamo il 403 e arriviamo fino a Sella Madrizze, punto dove si sviluppa il parco. Da lì poi noi siamo scesi lungo questo sentiero fino a Rifugio Alma, dove abbiamo incontrato il gruppo Candolini. Insieme abbiamo imboccato il sentiero 415 e abbiamo preso il sentiero che ci porta fino al paesino di Sunlight. Da lì degli amici gentilmente con la macchina ci hanno portato fino al parcheggio dove noi avevamo lasciato la nostra. Con questo il video termina, noi come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Zaino in spalla, un grandissimo saluto da Cristina e Gianluca. Ciao!